Attenzione, attenzione, dovremmo essere pronti, signore, abbiamo settato tutta quanta la situazione, a questo punto anche così per dargli un ambiente giusto, Giulio, t'ho aperto, eccoci qua, per dargli un ambiente giusto io chiederei tributare, un giusto così applauso per farli scaldare, signore e signori, sono finalmente qui al salotto i Cobram, benvenuti. Grazie. Allora ragazzi, qui Giulio Tedeschi vi conosce poco, è curioso, vuole subito insomma, molto farsi curioso, un'idea. Sì. Io vi ho definito, diciamo, un pop un po' più elettronico, non so se, diciamo, sono stato calzante come definizione, ma visto che le abbiamo qua davanti, dimostriamolo, dimostratelo, dai, siamo qua, tutto orecchie. Con che brano cominciate? Cominciamo con un brano che si intitola Aforisma, che è il primo brano che abbiamo estratto dal nostro nuovo album uscito il 30 marzo. A cosa stai pensando? È il disco, Aforisma è il singolo. Allora, Aforisma è il singolo, però è quello che sentiamo adesso. Cosa stai pensando? Tu mi hai detto, io, cioè, cosa sto pensando? Stavo dicendo, sto pensando a che pezzo devono dire, ma me lo sono già perso. Lasciamoli pensare a loro, dai. Lasciamo che ci pensino loro, sono i Cobram e questo è Aforisma. Sotto al temporale, solamente perché avevi ancora voglia di ballare. L'amore è una promessa tra ubriachi che si abbracciano, una risata forte in un silenzio drastico, quell'emozione che ti corre dietro come un cane finché non avrà più senso avere fiato per scappare. Ma stanotte è diversa, è così semplice. Stanotte è diversa, non ci sono regole. Stanotte è diversa, è così semplice. Stanotte è diversa, non ci sono regole. Ma stanotte è diversa, stanotte è diversa, stanotte è diversa. L'amore è come un viaggio che non ha destinazione, è il foglio bianco dove avevo scritto una canzone. Ti aspetto sotto casa se c'hai voglia di rischiare, di partire senza avere un buon motivo per tornare. Ma stanotte è diversa, è così semplice. Stanotte è diversa, non ci sono regole. Ma stanotte è diversa,
Grazie. Cobram qui al Salotto di Mao, e abbiamo sentito, come dire, un pop, un electro pop, ma anche però con delle influenze funky qua, Giulio. Qui sento delle influenze. Comunque interessati, stimolati, vediamo un attimo come butta adesso. Poi ci siamo subito rimessi così a cercare la definizione giusta di aforisma, perché era questo il titolo. Esatto, era aforisma. Abbiamo cercato un po' attraverso vari aforismi, vari punti di vista di descrivere l'amore, per poi dire che in realtà l'amore non si può spiegare, bisogna viverlo. Che non si può dire una volta per tutte, perché poi no, non si può riassumere. Ma comunque più che le parole il ritmo c'era, cioè il tessuto sonoro era interessante decisamente. Questa, ti ha colpito, diciamo, questa trama sonora di funky, e vediamo adesso dove abbiamo detto è uscito da poco questo vostro lavoro il 30 di marzo. Adesso esatto. Siamo anche diciamo perché siamo in streaming, ci sentono in tutto il mondo, capito? Potrebbe essere, è uscito da poco questo vostro lavoro, immagino frutto di grandi sacrifici, oppure no? È stata una botta. Sì, frutto di grandi sacrifici, di tanto tempo anche di lavorazione. Ha avuto una gestazione di 2 anni e mezzo, quindi più di un parto di un elefante, quindi è frutto di tanto lavoro, tanto sudore, tante ore in studio, ce lo siamo fatto noi e ce lo sentiamo nostro. Certo, adesso è venuto finalmente il momento di farlo ascoltare anche dal vivo. E devono correre, dovete correre, non perdete tempo. No, ci siamo allacciati le scarpe, siamo pronti a correre. Siete pronti a correre, e diciamo dove vi porta, qual è la destinazione, qual è il prossimo brano? Il prossimo brano è uno dei brani più particolari del disco, è un brano che strizza l'occhio un po' al dub, al reggae, al rap, un po' un mischione. Come piace a noi, dal titolo? Dal titolo Un altro giorno. Un altro giorno. Dai, vediamo un attimo. Un altro giorno per ritornare, un altro posto per ripartire, senza sapere quanto restare. Se torni presto è andata male, forse ancora non so distinguere tra chi sta fermo e chi no. Un altro tasto per navigare, un altro posto per osservare, senza sapere quanto è reale. Se parti resto è andata male, forse ancora non so distinguere tra chi sta fermo e chi no. Forse ancora non so confondermi tra chi sta in piedi e chi no. Forse ancora non so distinguere tra chi sta fermo e chi no. Forse ancora non so confondermi tra chi sta fermo e chi no. Stelle appiccicate sopra il cielo nel deserto, come metropoli affacciate su uno specchio. Spezzi e motorini dentro a suc di Marrakesh, soldi stropicciati nella stanza di Belen. Il Bosforo che bacia continenti come amanti, sciamani e paglia sotto i neon di San Giovanni. Nuvole di polvere attraversano il confine, un bambino in coda pronto per sfidare il mare.
Grazie. Cobram qui al salotto e Giulio, non so se ci tu siamo, ci siamo veramente. Adesso non so se a te invece fa venire in mente quello, però io volevo chiedere questo nome perché non so se magari un telefilm che c'era il tenente Cobram, me lo so perso, era qualcosa del genere, o invece Ufficio Sinistri. Fantozzi. Il Visconte Cobram è uno dei personaggi principali della saga di Fantozzi. Sinceramente mi sfuggiva. Quindi c'è proprio tutto un discorso proprio nel cinema anche qui italiano. Esatto. Molto intellettuale. Molto intellettuale, molto da fare. In realtà sì, perché comunque nella saga di Fantozzi i personaggi hanno delle caratteristiche ma in realtà ne nascondono altre, quindi è quello che noi vogliamo un po' fare con la nostra musica, dire delle cose che nascondono dei messaggi più profondi. Questo è un po' il parallelismo, occultare anche questo messaggio in maniera non evidente subito, esatto, in qualche modo. Comunque sono una sorpresa, dai, per me è una sorpresa, non lo conoscevo, è stato veramente un piacevole ascolto. E poi diciamo, avendo anche poi colto questa cosa che comunque c'è lo zampino di Paolo Villaggio qui in mezzo, in qualche modo è una cosa che è la ciliegina sulla torta. Va bene, adesso quindi questo brano che all'apparenza sembra una cosa ma potrebbe invece rappresentare un'altra, come si intitola il prossimo che ci farete? Il prossimo brano si intitola Come stai adesso? È un brano romantico, è il brano più romantico dell'album e racconta di un amore adolescenziale al tempo dei social. Un amore adolescenziale al tempo dei social. Qua ci vogliono far pensare. Noi pensiamo, cerchiamo di declinare i tempi intanto, ma ascoltiamo i Cobram qui al salotto di Mao. E come ogni notte nemmeno una parola, da casa poi ti scriverò. Come stai adesso? Come stai? Come stai adesso? A cosa
Grazie. Cobram qui al salotto. E a cosa stai pensando? Quindi è un verso rubato da questo brano, che poi è il titolo invece del lavoro completo che avete pubblicato. Esatto, no? Da qua abbiamo tratto il titolo del disco. A cosa stai pensando? È la frase che Facebook ci mette in faccia ogni volta che lo apriamo, quindi da lì è vero, è quello che scrivi, è vero, esatto. È quello che scrivi. E da lì è nata, diciamo, questa. E mi sembrava un buon titolo, diciamo, per rappresentare anche i tempi odierni. Sì, esatto. Ci siamo resi conto dopo aver scritto il disco che in ogni canzone c'era un qualche riferimento ai social, e quindi questo titolo ci sembrava che racchiudesse un po' il senso di questo lavoro, che guarda a quello che ci sta succedendo intorno. I social sicuramente sono una parte importante. Una parte importante, insomma, di cui bisogna anche cominciare a guardarsi, perché c'è gente che, insomma, sviluppa poi una sorta di dipendenza quasi. Sì. Quasi è sempre meglio stare un attimo attenti. Comunque sia. Ti è piaciuta anche questa qua? Mi è piaciuta anche questa. È una tragedia, un altro fan, quindi questa sera con Giulio Tedeschi. Allora, guarda, ti accompagno nell'esplorazione ancora di quello che è il loro lavoro, nonostante i fischi e tutto. Questo brano è il prossimo che ci andate per ascoltare, nonostante il fischione. Quale sarà? Perché mi sa che sei tu lì. Ecco, adesso meglio. Così è meglio, sì. C'è un effetto flanger. Sì, un po', esatto, un po' troppo. È un super effetto. Io lo so, quando arrivano con questi effetti è sempre bello, ma è anche sempre sono molto difficili delicato. da domare. Eh sì, perché tu a casa comunque ti fai una cosa da Brianino, è chiaro, poi esci fuori. Non si sa mai, Quindi sappiatelo, no? Siccome vengo sempre cazziato anche in qualità di fonico. Io volevo dire scusa se ti metto in mezzo a queste diatribe che sono lunghe. Va bene, allora il prossimo brano abbiamo capito che avrà del flanger, del delay sulla voce, perché è un pezzo psichedelico. È un pezzo che racconta proprio la vita in questa piazza, nei locali, ai Murazzi. È un pezzo che racconta delle serate esagerate che abbiamo passato e ogni tanto continuiamo a passare rimbalzando da un locale all'altro qua a Torino. Figurati io e Giulio di queste cose. Sì, tanto, leggenda. Va bene. Allora abbiamo qui i Cobram questa sera al salotto. Locali facevano ali, sogni scaffali, offerte speciali. Facevano ali,
Cobram, ormai Giulio. Siamo sempre pronti a perderci, giusto? Sugli scaffali, chiaro. Sugli scaffali, non solo in questa mezza piazza. È in mezzo, è chiaro. Siamo pronti a perderci e insomma adesso non so quest'estate anche voi immagino che cercherete di spaziare, diciamo, il più possibile per portare in giro. Le becchiamo, dai. Cercheremo chiaramente anche noi di amplificare quello che succederà. Ci sono degli eventi che volete sottolineare all'attenzione? Abbiamo un calendario in aggiornamento. Per il momento abbiamo il 21 giugno all'Ambar Bar. Hai capito. Abbiamo il 12 luglio al Bla Bla, quindi qua dietro, e il 18 luglio al Maglio, quindi siamo sempre a Torino al momento, qua in zona, ma stiamo cercando di espatriare anche nelle altre regioni. Piano piano. Allora, senti, con che brano ci salutiamo questa sera? Che cosa? Allora, visto che abbiamo detto che questo disco ha fatto all'interno un sacco di riferimenti ai social, vi salutiamo con una canzone che si intitola Social. Una cosa non è più socialistica, è social. Vabbè, accontentiamoci. Cobra. Sembra meglio di come voglio farvi un po' di invidia fra champagne e ballerine nei feed. Mettimi un like se mi vuoi bene, mettimi un like, condividiamo un'opinione, mettimi un like se stiamo insieme, mettimi un like, mi fa sentire meno solo. Vorrei essere più social, raccontarti un po' di me, anche se poi non ti interessa, come non interessa a me. Vorrei essere più social, raccontarti un po' di me, anche se poi non mi interessa, come non interessa a te, come non interessa a me, come non interessa a te, come non interessa a me, come non interessa. Sono sempre fuori moda, condivido le canzoni di D'Andrea sulle spiagge o in una chiesa, teste basse ipnotizzate da un display. Mettimi un like se mi vuoi bene, mettimi un like, condividiamo un'emozione, mettimi un like se stiamo insieme, mettimi un like, mi fa sentire meno solo. Dentro casa nella notte c'è troppo silenzio, forse dovrei uscire un po' più spesso ma non me la sento. Se lo faccio stento ogni istantanea per sentirmi meglio, come fate tutti in fondo non può essere uno sbaglio. Vorrei essere più social, vorrei essere più social, vorrei essere più social, voglio perdermi con te, vorrei essere più social, voglio perdermi con te, voglio perdermi con te, voglio perdermi con te, voglio perdermi con te, voglio perdermi.
Grazie ai Cobram, grazie mille, un grosso veramente in bocca al lupo. Adesso noi Giulio abbiamo l'ultimo cambio palco perché ormai è scesa la notte ed è arrivato il momento poi di scoprire questo Oniricon. È il nostro momento. È il nostro momento, Giulio, fra qualche istante.